Allora, gentili amici e amiche, ben ritrovati. Stiamo per cominciare questa serata molto importante, il debutto, anteprima viene definito, del Festival del giornalismo internazionale Le Ali delle Notizie. Tra qualche istante inizierà la serata, che seguiremo proprio in diretta anche attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Tra pochi istanti vedrete il sottoscritto che apparirà qui insieme all'ospite, e da quello che mi fanno segno dalla regia siamo pronti. Buona visione. Questa ti dia un'abitudine. Dicevamo, stiamo per iniziare, ecco, mi tolgo anche il prove tecniche, come si dice, di trasmissione. A secondi inizieremo proprio con questa serata in diretta. Ripetiamo, siamo nell'Agorà di Pieris, frazione di San Canzian di Sonzo, per la presentazione del libro La fiamma spezzata di Giovanni Taranto, che dà il via ufficiale all'anteprima del Festival Le Ali delle Notizie, e poi dalla prossima settimana ufficialmente il festival. Ci siamo quasi. Un attimo di pazienza e saremo con voi online. Ok, se no lo sposto io. Ok. Ecco, dicevo, salutiamo anche gli amici che ci stanno guardando sul canale mio personale per quanto riguarda questa diretta. Ci troviamo qui a Pieris, tra qualche istante inizierà la serata e dunque buona visione a tutti. Proprio questione di attimi, tempo tecnico, saremo pronti. Allora, vai. Sì. Solo screenshot. Vai. Buonasera a tutti.
grazie per essere qui presenti insieme a noi a questa prima serata di Aspettando il Festival. Questa è una delle prime serate appunto di 5 giorni, 6 location, 6 incontri. E dopodiché ci sarà il vero e proprio Festival del giornalismo a Ronchi dei Legionari dal 7 all'11 settembre. Incominciamo intanto a ringraziare il comune di San Canzian di Zonzo per l'ospitalità e ringrazio sia l'amministrazione comunale che l'assessore alla cultura Flavia Moimas e la biblioteca comunale nella persona di Marilisa Trevisan. Faccio salire sul palco il sindaco di San Canzian di Zonzo, Claudio Fratta. Innanzitutto buonasera, benvenuti in questa piazza di Pieris del comune di San Canzian di Zonzo. E con grande piacere che questa sera ospitiamo il primo incontro di Aspettando il Festival del giornalismo. Per il comune di San Canzian di Zonzo è la prima volta e di questo siamo particolarmente grati a Cristina Visentini, l'eccezionale vicepresidente dell'associazione che mesi fa ci ha coinvolto per questa edizione e di cui sentiamo tutti la mancanza, ma anche la presenza proprio nel divenire del festival che di anno in anno è sempre più grande e importante. Un festival che dà voce e informa sui fenomeni estremamente attuali e determinanti per la trasformazione del mondo in cui viviamo, che incidono sull'economia e la politica. Un festival che aiuta a leggere gli eventi che succedono, anche molto lontano da qui, ma che inevitabilmente hanno riflessi anche pesanti su tutti noi. Ringrazio il presidente Luca Perrino e tutta l'associazione Leali delle Notizie per la qualità del festival, per gli argomenti che verranno affrontati e gli autori che interverranno e per aver coinvolto il territorio nella sezione Aspettando il Festival. Un'operazione generosa, un prologo diffuso che coinvolge diversi centri su argomenti di grande impatto, quali la libertà di stampa e di espressione, oppure sul ruolo e il coraggio dei giornalisti. Grazie quindi per questa opportunità e un grazie agli ospiti di questa serata, Giovanni Taranto e Omar Costantini, protagonisti dell'incontro, ai quali desidero lasciare un omaggio in libri che successivamente alla fine dell'incontro daremo, visto che alle spalle abbiamo la biblioteca, libri che raccontano un po' di storia del nostro territorio. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Sindaco. Adesso io passo la parola al nostro presidente Luca Perrino. Grazie. Buonasera a tutti e grazie di essere qui questa sera a San Canzian di Zonzo. Ringrazio anch'io l'amministrazione comunale, l'assessore Moimas, il sindaco Claudio Fratta, Marilisa Trevisan, ma anche tutti gli uffici, tutti gli operai, insomma tutti coloro che ci hanno dato una mano per riuscire a fare questo evento. Voglio essere molto breve, ma voglio ricordare che il Festival del giornalismo che è nato nel 2015 a Ronchi vuole essere un festival che coinvolge tutto il territorio. Quest'anno per la prima volta siamo a San Canzian, saremo per la prima volta anche a Stranzano. Abbiamo già fatto delle esperienze un paio di anni fa in altri comuni, ma credo che, come ho già ricordato durante la presentazione, fare rete è importante, perché fare rete vuol dire coinvolgere più persone, coinvolgere più entità, più realtà e far sì che i temi che noi portiamo avanti siano ancora più seguiti ed importanti. Mi associo a quello che ha detto il sindaco, per noi questo è il primo festival senza Cristina e personalmente, visto che questa associazione assieme a Laura l'avevamo messa su assieme qualche anno fa, è veramente dura doverla fare senza di lei. La facciamo perché proprio lei avrebbe voluto sicuramente che noi la facessimo, perché non ci avrebbe voluto vedere mollare il colpo in questo così brutalmente, però capitemi, non è veramente per nulla facile. Speriamo che anche questa edizione sia un'edizione che possa piacere. Noi vi aspettiamo anche ovviamente agli altri incontri. Rinnoviamo al sindaco e all'assessore la nostra volontà a essere di nuovo qua anche il prossimo anno e speriamo che appunto queste serate ci permettano di ritrovarci assieme, di ascoltare, di scambiarci
delle parole e di guardare avanti con rinnovata fiducia. Ancora grazie a tutti quanti e buona serata. Grazie Luca. Io adesso passo a presentarvi i nostri ospiti di questa sera. Prima però vorrei ricordarvi che chi volesse poi c'è la copia del libro in vendita e anche i nostri omaggi. Inoltre potete anche diventare soci della nostra associazione per sostenerci nelle nostre iniziative, che appunto sono iniziative importanti a livello culturale, a livello territoriale. Io adesso passo la parola all'autore Giovanni Taranto, giornalista, scrittore, presidente dell'Osservatorio Permanente della Legalità di Torre Annunziata. Dialogherà con lui Omar Costantini, giornalista del Friuli TV. La presentazione del libro è La fiamma spezzata di Avagliano Editore. Grazie e buona serata. Oh, eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, non facciamo incroci con i microfoni. Giovanni, a te il gelato, eccoci qua. Accendere, bisogna mettere il play, se no altrimenti non ci sentiamo e andiamo, come si dice, a effetto pesce. Allora, buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Insomma, quest'oggi è una serata un po' particolare perché tengo ufficialmente per la prima volta a battesimo il festival dopo 5 partecipazioni come moderatore, tengo a battesimo proprio questa edizione 2021. L'emozione si vede, si stringe, ma bisogna, come si dice, andare avanti. Fa caldo, anche se l'umidità cresce, però quello che conta è che questa sera parliamo di territorio, parliamo di Italia, parliamo di quello che accade in questa anomala nazione, stato, vogliamo chiamarla come vogliamo, però parliamo con una persona che, oltre ad essere un apprezzato collega, come hai detto anche presidente dell'Osservatorio Permanente della Legalità di Torre Annunziata, è un collega dalla penna fine, tinta in quel particolare prodotto che dà la scrittura, la lettura senza peli sulla lingua. Allora Giovanni, io ho l'abitudine di non farla tanto per le lunghe, perché giustamente il protagonista sei tu, io faccio un po' come tutto il calcio minuto per minuto, no? Faccio un po' di interventi da studio per dare un po' respiro al cronista che sta parlando. Allora Giovanni, innanzitutto come nasce il libro in particolare? Allora, buonasera a tutti. Come nasce La fiamma spezzata? Questa è una bella domanda. Come cronista di nera, di giudiziaria, di cronaca investigativa, che ho passato oltre 35 anni a indagare sulle mafie, sulla camorra, ovviamente avevo un background, un substrato e un archivio mentale di molte cose da raccontare, però non erano mai venute fuori fino a un certo punto, perché ero preso da altro, ero preso dalla necessità di svolgere il mio ruolo di cronista, poi di direttore di emittenti televisive, di quotidiani che si occupavano prettamente di questi temi. Poi sono passato ad altro e mi è venuta la sensazione che probabilmente su alcuni temi gli occhi dei lettori fossero diventati ciechi, le orecchie sorde, e che alcuni concetti non passassero più. Quando oggi sulle colonne dei quotidiani, dei periodici, si legge di estorsioni, di racket, dell'omicidio, del complotto, delle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, la maggior parte dei lettori di quelle colonne tira via dritto. Sono temi che non passano più, sono già visti, già sentiti, hanno, dicono bruttissima parola, annoiato, per cui certi concetti non passano più. Allora mi è venuta l'idea che forse bisognava indorare un po' la pillola e cercare un mezzo diverso per parlare di determinati temi, per far capire alla gente cosa pensa chi è vittima di un'estorsione, come si sente chi è nel bersaglio delle mafie, come possa pensare un criminale, cosa debbano fare le forze dell'ordine per riuscire a venire a capo di determinate cose. E il mezzo poteva essere il giallo,
questo trucco bieco per spingere qualcuno a leggere fino all'ultima pagina, un po' con la tecnica giornalistica, un po' con quella da neo scrittore che mi sono inventato, e così con l'alibi della trama del giallo che ti cattura, che ti prende, che ti spinge a leggere sempre un capitolo dietro l'altro, ho cercato di far passare certi temi, certi messaggi. Questo libro è un po' un esperimento, poi sto proseguendo, diciamo, per spiegarne altri di temi. In questo libro se ne toccano alcuni così per sommi capi, tra cui quello della mafiosità che c'è nell'aria. E poi è successo qualcosa di straordinario, perché per una serie di eventi fortuiti, io insegno arti marziali, faccio anche corsi di difesa personale femminile, antiviolenza sulle donne. La collega che con me coordinava amministrativamente questo corso aveva, diciamo, dei contatti in alto loco nell'editoria, e trovandosi a chiacchierare con una importante figura dell'editoria, si chiedevano, insomma, quali potessero essere i temi più interessanti. Le fu detto forse un giallo, e lei, Carla Fiorentino, che vedete qua in prima fila, che è la mia agente, e lei si buttò, disse: un collega che è un erista, scrive ormai da oltre 30 anni di cronaca nera, di giudiziaria, molto diciamo appassionatamente, e ha scritto un bel giallo, e la casa editrice disse: proponetecelo. E lei venne da me e mi disse: adesso devi scrivere un giallo. E io dissi: va bene. Così ho scritto questo primo libro. Senti, da noi hai parlato di mafia, no? Una cosa importante, no? Proprio perché qui è ancora una parola un po' non proprio comune, per fortuna, come si dice in questi casi. Da noi la piovra è ancora all'interno della padella quando la si fa nell'insalata, eccetera. Però ai noi qualche tentacolo scappa dalla padella e si sta un po' radicando sul territorio. Siamo ancora un po' un'isola felice, qualcuno dice, dalla famosa lontana provincia dell'impero. Non a caso possiamo dire che anche i cronisti come me, come molti miei colleghi qui presenti e non, riescono ancora a fare un po' la cronaca giudiziaria in maniera, tra parentesi, libera, senza tanti, diciamo così, senza tante telefonate, non qua, non là. Ecco, negli ultimi 30 anni, proprio dall'esperienza tua, voglio sentire, insomma, questa Veneta piovra si sta sempre più allargando, oppure la vedi in un certo senso una sorta, permettimi il termine, di fritto misto? Allora, cominciamo a sfatare un mito. Non ci sono isole felici, mi dispiace, mi devo disilludere, non ci sono isole felici. E questo ce lo dicono i rapporti annuali o semestrali dell'antimafia, ce lo dicono le inchieste che si svolgono in tutta Italia e che ormai hanno travalicato i confini nazionali, perché adesso ormai le mafie e le organizzazioni criminali si ramificano molto facilmente oltre qualsiasi barriera nazionale, grazie alla grande rete e ai contatti che possono intessere ovunque in un attimo. Quindi l'isola felice non c'è, mi dispiace dirvelo, neanche qua. Io per l'ordine dei giornalisti tengo dei corsi di aggiornamento professionale, li ho tenuti anche all'Università di Trieste, a UDA, all'Università di Udine, a Padova. Vedo colleghi che si occupano di giudiziaria in zone che ritengono ancora abbastanza intonse da questi fenomeni. Invece io li invito sempre a scavare di più, perché, come dicevo prima col sindaco col quale chiacchieravo, il più grande successo del diavolo è quello di far credere a tutti che lui non esiste, ed è quello che fanno le mafie. Lo fanno soprattutto nei territori dove sanno di poter investire di più e apparire di meno. E prima con l'assessore invece facevamo un altro esempio, che era quello del negozio di caramelle. Se io volessi rubare delle caramelle, andrei, secondo voi, a rubarle in un negozio dove ogni santo giorno 100 bambini rubano caramelle e quindi il pasticcere ha gli occhi grandi così a controllare tutto, o nella piccola pasticceria dove nessuno ha mai rubato nulla? È lì che si investe, è lì che si reinvestono i capitali.
Forse da queste parti o in altre, io ho lavorato spesso in Ossola, in Lombardia, in altre regioni, forse da queste parti o in altre si ha poco, giustamente, la sensazione della presenza di un racket estorsivo o di altri fenomeni come quello pressantissimo dell'usura a tappeto, come invece ci possono essere manifesti in zone del sud, ma è in zone come queste che si reinvestono i capitali che si rastrellano con il racket al sud. E oggi con il computer è facilissimo, con i rapporti della fascia, della cosiddetta fascia grigia, è semplicissimo. È talmente difficile tenere il passo con il flusso di determinati capitali, che a un certo punto, se non si è veramente bravi e se non si sta veramente sul pezzo, se non c'è veramente un'attenzione congiunta di forze dell'ordine, magistratura, amministrazioni locali, organizzazioni come per esempio gli osservatori della legalità, se non si sta davvero sempre con tanto di occhi aperti, questi flussi di capitale si perdono e non se ne ha più traccia. Improvvisamente capitali anche rastrellati al nero con il crimine vero e proprio o con mezzi poco legali, improvvisamente vengono ripuliti in attività che sorgono e che operano in territori che tutti ritengono al sicuro da queste infiltrazioni, e invece è proprio lì che si fanno gli affari migliori. Allora, torniamo al libro, La fiamma spezzata. Allora, quando hai spiegato un po', no, come è nata questa iniziativa editoriale, però la domanda nasce spontanea. La prima parola come è partita? Insomma, come è partito il chilometro zero che poi ha dato via a questa opera editoriale? Allora, io non avevo mai scritto un libro, non sono mai stato convinto di poter essere uno scrittore. Di fronte alla sfida del dover scrivere quel libro che mi ero sempre ripromesso di scrivere, mi sono seduto al computer, ho messo le mani sulla tastiera e è venuto fuori il libro, non so come, e me lo chiede la casa editrice, me l'hanno chiesto in tanti. Carla, che lavora accanto a me quando scrivo, dice che a un certo punto io scompaio e non mi si può parlare, non mi si può chiedere nulla perché tanto non rispondo, ed esce fuori il capitolo, diciamo, che scrivo quel giorno. In realtà io sono partito da un canovaccio di una paginetta e mezza, con degli appunti fondamentali su quelle che volevo fossero le tappe principali della vicenda, e poi da lì si è sviluppato tutto. Sono stato facilitato perché ovviamente, avendo vissuto insieme ai carabinieri e alle altre forze dell'ordine per tanti anni sul campo, ho nella mia mente un archivio di, come dire, archetipi, di paradigmi relativi a vicende, modi di dire, modi di fare, eventi criminosi e modi operativi degli investigatori, e quindi mi è semplice poi descrivere determinate cose. Io faccio sempre l'esempio della rapina in banca, che non c'è in questo libro, per questo ve la faccio. No, perché sennò altrimenti andiamo a svelare tutto. Qualcosa vi sveleremo, ma poco. Faccio sempre l'esempio della rapina in banca. Se io devo descrivere una rapina in banca, la so descrivere come se fossi lì e ve la faccio vedere come se voi foste lì, perché ne ho viste tante, ne ho seguite tante, ho seguito tante indagini su rapine in banca, sono stato sui luoghi, come si suol dire, del crimine, ho partecipato alle indagini, ho poi seguito i processi, quindi so come vanno le cose. E così faccio per tutto. Se voi vorrete leggere La fiamma spezzata, troverete tante descrizioni di eventi criminosi, e grandi e piccoli, sono tutti veri, anche se non lo sono, nel senso che appunto sono descrizioni e sono esperienze che io ho vissuto in prima persona e che quindi so come descrivere o come trasporre, cambiando quel tot, diciamo, che mi serve per il dipanarsi della storia. Ma non c'è solo questo nel libro, nel senso che questo è un romanzo più che un giallo, che racconta le mie terre, che racconta le cose brutte, le cose belle, le tradizioni, la filosofia di vita, che racconta quello che succede ai piedi di questo vulcano, che è un po', io lo dico, il padre di tutti, amato e temuto, perché sapete che il Vesuvio è un vulcano attivo,
ed è un vulcano grigio che ha tanti figli che gli vivono tutti addosso. E quindi c'è un po' non soltanto la trama del giallo, non soltanto l'approfondimento su certi temi, ma ci sono anche stralci di vita quotidiana e soprattutto la vita dei carabinieri, quella vera, non quella dei telefilm, non quella dei film, non quella che vi aspettereste. E qualcuno leggendolo mi ha detto: ma sono così i carabinieri? Penso di no, operano così, non direi, perché magari è abituata alle fiction, invece sono proprio così, e non ve lo dico io che firmo il libro. Ti confermo, perché io ho svolto servizio militare nell'Arma per un anno alla territoriale, non ero tanto lontano da qua, ero a Savogna di Sonzo, e anche se da noi per fortuna, ripeto, già nel 1995 non c'era quel gran lavoro sul campo, però effettivamente quello che si vede nei film, come hai detto tu, è l'esatto contrario di quello che è il quotidiano, si deve raccontare, no? Vi dicevo, non a caso. Non ve lo garantisco io, ma vi invito a leggere la prefazione di questo libro, che è firmata dal generale Coppola, Vincenzo Coppola, che all'epoca, diciamo, era il vicecomandante generale dell'Arma dei Carabinieri, cioè il carabiniere numero 2 in Italia. Il numero 1 era impegnato, quindi abbiamo chiamato il secondo. E lui scrive esattamente questo, scrive: signori, i carabinieri sono questi, non ve lo aspettereste, ma sono questi. E la cosa che io ho voluto sottolineare è che dentro le uniformi ci sono delle persone, ci sono degli uomini. Questo è ambientato negli anni 90, quindi non c'erano ancora le donne nella divisa dei carabinieri, quindi dico, ci sono degli uomini in quelle uniformi che hanno famiglia, che vorrebbero tornare a casa a mangiare, che vorrebbero vedere i figli, che devono fare i conti. Abbiamo un ex carabiniere che adesso farà il sì con la testa. No, non sono un ex carabiniere, sono un carabiniere in congedo. In congedo. Come i giornalisti non vanno mai in pensione. Appunto si trovano a dover combattere col fatto che la mattina l'autoradio non va, che non c'è il rincalzo per quel giorno, che non si può smontare perché c'è l'emergenza, e insomma questi sono i carabinieri veri. Io spero che leggerete queste righe, perché poi aspetto tanti feedback. Io sono un novizio, scrivo da quasi 40 anni sulle colonne dei giornali, ho diretto TV, telegiornali, quel che volete, ma un libro non l'avevo mai scritto. E quindi quello che mi importa adesso è il feedback. Da cronista, quando io scrivevo sulle colonne dei quotidiani, il mio feedback era immediato. Se il giornale si vendeva, avevo scritto bene. Con il libro non è così. Col libro io devo aspettare il lettore che mi dica: ho letto le quasi 400 pagine di questo libro, non vi spaventate, si leggono. Ho letto e ho trovato questo, non dico mi è piaciuto, perché non pretendo che piaccia a tutti, però ho trovato questo, oppure ho ritrovato questo, oppure ho capito questo, o meglio ancora, non mi aspettavo questo. Questi feedback mi aiutano e mi aiuteranno, diciamo, nel prosieguo del lavoro che in questo momento io ho in atto. Senti, questo libro si può adattare anche al territorio, nel senso, io nel mio paese posso, diciamo così, personalizzare quello che tu hai scritto, riadattandolo alla situazione quotidiana che accade nel mio comune. Allora, è evidente che, essendo una vicenda molto tematizzata, che riguarda le città ai piedi del Vesuvio, la filosofia di quella gente, il loro modo di vivere, sarebbe difficile adattarlo in toto a quello che può accadere qui o in Umbria o in Sicilia o in Sardegna o in Liguria. Ma c'è una cosa interessante, e la ritroverete. Nell'operatività dell'Arma, qui abbiamo il nostro rappresentante che lo può confermare, c'è una multietnicità interna, per cui ad esempio il capitano della compagnia dei carabinieri al centro di questa vicenda non è un napoletano, è un romano, che deve confrontare il proprio stile di vita, il proprio modo di pensare, la propria filosofia di vita con quella dei vesuviani. All'interno della compagnia poi ci sono altri elementi che magari vengono dal nord o vengono dalle isole. Questo microcosmo che si crea all'interno dei reparti operativi dell'Arma è indice di come appunto
il meccanismo interno di questa vita all'interno delle caserme, all'interno delle divise, possa essere ovunque la stessa. Quindi potrebbe essere la caserma del Vesuviano, potrebbe essere la caserma umbra o toscana, e i meccanismi sarebbero gli stessi, magari cambierebbero gli accenti, cambierebbero i dialetti, cambierebbe qualche sfumatura della filosofia di vita di chi in quelle divise si sveglia e si va ad addormentare. Però il meccanismo fondamentale è quello lì, ed è un grande patrimonio, quello di mescolare assolutamente le regionalità all'interno della Benemerita. È stata una delle grandi e profonde intuizioni che ci hanno molto aiutato. Senti, parlando dell'area vesuviana che riporti all'interno del libro, ci sono delle differenze in base alla posizione geografica? Nel modo di intendere, assolutamente sì. Allora, noi ai piedi del Vesuvio abbiamo una sorta di microcosmo, per cui da un lato dove io abito, ad esempio, c'è un lato della strada che è Torre del Greco, l'altro lato della strada è Torre Annunziata, perché non c'è separazione tra le città, tra i paesi. Pensate che faccio un esempio stupido ma potrei andare oltre, da Napoli, ok, a Salerno o a Sorrento non c'è spazio per costruire un'altra casa. Siamo, come si dice in coreano antico, uno ngollanata, cioè stiamo uno addosso all'altro. C'è una popolazione estremamente, diciamo, ammassata, eppure, vi dicevo l'esempio, da un lato della strada c'è Torre del Greco, dall'altro c'è Torre Annunziata, quelli che stanno da questo lato della strada hanno una propria filosofia di vita e un proprio modo di pensare. Quelli che stanno dall'altro marciapiede, completamente diverso, non opposto, ma diverso. Questo causa rivalità di campanile, genera grandi amicizie, e dà modo anche di vivere, diciamo un po' ante litteram, quella che è la multietnicità che si sta creando oggi con i fenomeni della grande immigrazione o dell'apertura europeista. Noi l'abbiamo fatto in piccolo da sempre, per cui, e c'è qua un amico che viene da Pompei e che mi capirà benissimo, il pompeiano è totalmente diverso dallo scafatese, eppure da un lato della strada c'è Pompei e dall'altro lato della strada c'è Scafati. Da un lato della strada Pompei è provincia di Napoli, dall'altro lato della strada Scafati è provincia di Salerno. Ci sono 3 metri di distanza, ma il linguaggio è diverso, la filosofia è diversa, la gastronomia è diversa, il modo di pensare è diverso, tutto è differente. Eppure il pompeiano e lo scafatese vivono tutti i giorni insieme. Il torrese di Torre Annunziata, il torrese di Torre del Greco vivono tutti i giorni insieme. Questo ci ha aiutati a avere una visione, diciamo, della vita molto meno priva, anzi molto più priva di barriere, ci ha spinto sempre ad avere la mente aperta a un confronto che alle volte inizialmente ci sembra difficile da accettare, poi invece alla fine ti arricchisce. Allora, durante questa chiacchierata insieme a Giovanni abbiamo pensato di aprire 3 step per dare anche un ulteriore stimolo, no, ai nostri amici che ci seguono anche da casa. Volevo salutare tutti coloro che in questo momento attraverso lo streaming stanno seguendo questo incontro qui a Pieris, in provincia di Gorizia. E allora la tua assistente, il mio capo, il tuo capo, come si dice in questi casi, ci raggiungerà sul palco, perché così inizierà a raccontare un qualcosa all'interno del libro. Vi aiuto un attimo, mentre Carol... Facciamo intanto che Carol si prepara. Allora, vi aiuto un attimo. La vicenda, per chi non avesse ancora letto la bandella di copertina, la vicenda principale del libro, perché poi ci sono tanti casi anche minori all'interno del romanzo, parte da un elemento chiave. C'è un giovane carabiniere morto e non si sa come, perché e nemmeno se sia morto. Lo hanno sepolto, sono passati anni e la madre non si è mai rassegnata a questa versione ufficiale, per cui vuole che si faccia luce su questa cosa.
nessuno le dà ascolto, non vengono riaperti i fascicoli, ma lei non demorde, lo fa a modo suo, cerca di avvicinare i superiori del figlio che però la respingono. Allora lei a un certo punto, presa dall'esasperazione, fa la cosa che ogni madre farebbe, si rivolge all'unica persona che secondo lei può farle avere la riapertura del caso, che è il comandante in capo dell'Arma dei Carabinieri. Se non lo fai tu, chi lo deve fare? Prende carta e penna e scrive. Scrive come scriverebbe una donna anziana del Vesuviano, che non ha fatto neanche la terza elementare. Scrive a modo suo, le virgole sono sbagliate, gli accenti pure, i verbi non ne parliamo, però c'è il cuore di questa madre e questo fa scattare qualche cosa. Qualche altro pezzo ve lo spiego dopo, però per il momento cominciate a mettervi nei panni di Esterina Sorrentino, che è la madre di Ciro Casillo. Buonasera a tutti. Egregio signor generale, capitano dei carabinieri, mi chiamo Sorrentino Esterino, vedova Casillo, nata in Pompei e residente in San Vitale Vesuviano alla via vicinale Chiesa 37. Sono la madre dell'appuntato carabiniere Casillo Ciro, prima in servizio alla compagnia Firenze Oltrarno, che poi è tornato a Salerno dopo 2 anni. Era quasi 6 anni fa che a 62 anni sono stata colpita da un grande dolore, io e tutta la mia famiglia, con la notizia che mio figlio si era sparato a soli 33 anni con la pistola di ordinanza. Disse il dottore del giudice che si era sparato per stato di depressione e infermità mentale parziale e che me lo hanno nascosto, che voleva morire perché era diventato impotente e stava perdendo la moglie sposata per grande amore. Ma io lo so bene che non era vero e una madre lo sa vedere se il figlio stava così. Le persone maligne hanno detto che non ragionava più e voleva essere guarito da una maga che si era presa pure un sacco di soldi e che lui alla fine non ce l'ha fatta più e si è sparato in testa per impotenza e i debiti. E per questo non c'è stata nemmeno la pensione per la famiglia. Signor generale dei carabinieri, io sono la madre del fu Casillo Ciro e lo conosco troppo bene e so che tutto questo è falso e non è fu. Io so che era sempre voluto bene dai suoi superiori e che lo avevano fatto tornare qua perché era molto bravo e faceva una bella carriera e il suo dovere. E lo mandavano a fare le missioni importanti, anche all'estero. Diceva che gli dovevate dare un sacco di incarichi importanti, che non ne poteva parlare. Io non ci ho mai creduto che mio figlio si era sparato e infatti poi ho avuto la prova provata, che non era vero, che quando 6 anni fa lo abbiamo seppellito, i miei nipoti non me lo hanno fatto vedere in faccia, per pietà, che hanno detto, zia, non lo guardiamo che si era sparato in testa e la bara non l'aprirono davanti a me. Ma poi, l'anno scorso, lo siamo andati a scavare da terra per metterlo nella ricchia. Io stavo andando, ma mi sono sentita male fuori dal cimitero e mi hanno portato di pronto soccorso. A vedere che lo scavavano è andato mio nipote, Casarano Nino, che sarebbe Antonino. Quando tornò dal cimitero, io lo dissi se era andato tutto a posto e se ci avevano messo la crocetta con le luci sulla nicchia e lui teneva la faccia storta e non mi voleva parlare e non volle neppure il caffè. E se ne andò e 2 giorni dopo venne con la moglie, Sacristano Teresa, che mi disse, zia, Nino vi deve parlare e vi dovete sedere. E Nino mi disse, zia, vedete che secondo me quello dentro la bara non era Ciro e non è vero che si è sparato perché la testa non c'era nessun buco di pallottola. Allora io mi sono sentita scoppiare di contentezza, che io lo avevo sempre saputo che Ciro non si era sparato e non era morto. E Nino e Teresa dissero, zia, vi sentite bene? E io lo dissi che ero una madre felice, che avevo capito tutto e che lo sapevo che mio figlio Ciro non si poteva sparare in testa e non era infermità mentale. Signor generale di Roma, io l'ho capito che era come mi aveva detto mio figlio, che tante cose non si possono raccontare, si devono fare senza che le sa nessuno
e che i suoi superiori le volevano far fare queste cose perché era un giovane capace e poteva fare carriera. Signor generale dei carabinieri, io lo so che lo avete cambiato nome, lo avete mandato a fare i servizi segreti, non che me lo ha detto qualcuno, perché i suoi superiori, che io ho provato a chiederglielo, non mi hanno mai ricevuto. E quando mi hanno ricevuto mi hanno sempre detto che non era vero e sentite condoglianze signore. Ma io l'ho capito e sono convinta che lui è vivo pure se non me lo potete dire. E se non mi può telefonare, non mi può scrivere, è perché lo avete ordinato così, per fargli fare i servizi segreti. Signor generale, però io sono la madre, sono anziana e non voglio morire senza che lo vedo, mio figlio Ciro, e non lo abbraccio ancora. Io vi prometto che non lo dico a nessuno, e nemmeno a Don Carmine alla chiesa, se mi confesso, e nemmeno alla moglie. Ma a me lo potete dire, che è vivo e me lo potete far vedere e abbracciare. Glielo dite che io lo penso sempre e che lo so che mi vuole bene e non mi può scrivere e telefonare, ma io lo perdono. E mi pare pure che forse l'ho visto in una macchina che ogni tanto mi viene a vedere il venerdì che scendo al mercato, ma non si può avvicinare. Signor generale, io lo capisco che deve fare il suo dovere, ma io tengo il tumore e mi faccio le terapie e lo voglio vedere e abbracciare pure una volta sola. Io l'ho chiesto per favore ai suoi superiori di dirmi la verità e farmelo vedere, ma mi hanno detto di no e condoglianze vivissime. Ma se mi vedo presa dalla disperazione, come devo fare? Io non li voglio chiamare i giornali e le televisioni, ma non per voi, perché voi non avete avuto riguardo di una madre anziana addolorata, ma non li chiamo perché posso mettere a lui in pericolo se sta facendo i servizi segreti. Però non ce la faccio più e in qualche modo lo devo sapere per certo che lui sta bene e vuole abbracciare a sua madre. Signor generale, io vi prego che me lo fate incontrare e ho chiesto pure ad altri se per caso stava facendo i servizi segreti con loro, ma non mi hanno sentito. Io aspetto con grande rispetto e speranza che mi ascoltate. Io lo so che siete una persona importante e lo potete fare se lo volete fare e dipende solo da voi. Io spero che lo farete, ma se no, e se mi vedo disperata, non mi fermo davanti a niente. Scusate il disturbo. In fede, Sorrentino e Serena. Non abbiate paura perché il libro è scritto in italiano. Allora, questo è perdonate. Allora, questo è diciamo quello che mette un po' in moto tutto. È quello che mette un po' in moto tutto. E poi ne succedono di tutti i colori, perché come dicevamo, bisogna capire questo carabiniere non solo come è morto e perché, ma se è morto. E quindi saranno necessarie tante cose. Questo porterà il capitano Mariani, Giulio Mariani, che è il protagonista, l'investigatore di questo romanzo, porterà a Giulio Mariani a dover scavare in determinati ambienti. Nel frattempo però non può trascurare il resto, tutto quello che succede ogni giorno, i casi che gli vengono sottoposti, i processi da seguire, le inchieste da portare a termine, i rapporti con la Procura della Repubblica. Saranno tutti rapporti idilliaci oppure troverà qualche ostacolo in corso d'opera? Ostacoli se ne trovano sempre, perché a volte sbagli pista, perché a volte ti sei convinto di qualche cosa che invece non era. Fortunatamente sul suo cammino lui trova un pubblico ministero con il quale va d'accordo. Non è stato sempre così e non sarà sempre così neanche in futuro, però con questa sì, ed è una donna, una giovane PM napoletana che si chiama Di Fiore, Clara Di Fiore, e vanno d'accordo perché vedono le cose un po' non allo stesso modo, ma sanno stare ognuno al passo dell'altro. Il pubblico ministero non prevarica il capitano sa indirizzare quelle che sono le attività di inchiesta della procura e così pian piano vanno avanti. Non tutto va liscio perché a volte, e questa è un'altra cosa che mi è piaciuto spiegare a chi legge, a volte si ha sì la sensazione di aver capito chi è stato, no? Chi sono i colpevoli, di chi è la responsabilità, l'ho capito, ne sono sicuro, ne sono certo, ho la sensazione, no? Cioè, questo, come si suol dire,
questo magone che mi dice che ho ragione, però come faccio a portarli in tribunale? Come faccio a portarli dentro e poi in tribunale? Come faccio a fare in modo che il processo poi regga? Questo è un passaggio molto delicato che molti dimenticano. Il nostro sistema giudiziario è garantista, è complesso nella sua esigenza di dare garanzie, di definire la colpevolezza di qualcuno al terzo grado di giudizio, la cosiddetta Cassazione, no? A Napoli si dice è Cassazione, quando non si può andare oltre. Bisogna definirlo con estrema certezza, perché se io sono riuscito a dimostrare che è colpevole, sarà colpevole per sempre. Ma se io ho fallito e l'assassino che io so in cuor mio essere assassino, magari lo è davvero, viene assolto perché io non ho trovato abbastanza prove, ho sbagliato, come si suol dire, a incartare le carte, la responsabilità è mia. E questo meccanismo complesso e delicatissimo, io ho cercato di spiegarlo fra le pagine di questo libro. Un'altra delle cose che ho voluto raccontare è che la gente non pensa mai, la gente guarda la TV o al cinema e vede la polizia americana, l'FBI, NCSI, che hanno tutti altri metodi, ma anche gli italiani, no? Guarda le fiction e pensa che basti andare nel vicoletto dove c'è stato l'omicidio, si affaccia una signora e dice commissario ho visto tutto, oppure arriva Don Matteo, risolve, oppure arriva Don Matteo e la bicicletta risolve, cosa che vedo potrebbe funzionare perché ho visto che c'è il portabicicletta. E invece non è così, non è così, perché bisogna raccogliere prove, seguire sì gli indizi, ma raccogliere le prove, e quelle prove devono reggere per un'eventuale ordinanza di custodia cautelare, e devono reggere il vaglio del giudice per le indagini preliminari, devono reggere un processo di primo grado, devono reggere un processo di secondo grado, un eventuale vaglio ulteriore, qualche processo di rinvio se qualcosa è andato storto. Voi non credo che possiate avere la fortuna di non essere mai incappati in un meccanismo. Questo capitano, ti faccio questa domanda, va più distinto oppure si affida anche ai cosiddetti collaboratori di giustizia o pentiti? No, allora in questo particolare, diciamo, romanzo, no, Mariani indaga, diciamo, vecchia maniera. Si serve di collaboratori, ma dei suoi collaboratori, degli uomini del nucleo operativo, di marescialli, apputati, brigadieri. No, in questo libro collaboratori di giustizia non ce ne sono. È un tema che io ho affrontato in altro diciamo, ambito, perché sto continuando a lavorare, appunto toccherò anche questo tema. Però in questo particolare romanzo no, non se ne parla, anche se è una realtà che io ho toccato con mano da vicino, seguendo decine di processi e inchieste. E questo capitano, come hai detto nel corso delle sue indagini, chiaramente non tutt'oro quello che luccica, le porte si chiudono e si aprono, e probabilmente ci sarà qualche invidia da parte di qualche suo collega di reparto. Ma invidia no, ma sai, non ci sono sempre rapporti idilliaci fra colleghi, capita fra professionisti, capita negli uffici, capita nelle scuole, nelle amministrazioni pubbliche, nelle redazioni, capita anche, diciamo, nei gruppi, nelle legioni dei carabinieri, per cui magari c'è qualche collega o qualche sottoposto con cui va molto d'accordo e qualche collega con il quale invece i rapporti appunto non sono idilliaci. Anche questo fa parte dell'umanità dell'arma, che appunto è fatta di persone dentro le uniformi. Noi siamo abituati, no, a avere il contatto con il carabiniere, con i carabinieri, quando li vediamo da lontano al posto di blocco e diciamo mannaggia la cintura di sicurezza o l'assicurazione non ancora rinnovata, oppure quando succede il fattaccio e quindi in quel momento tragico mi trovo ad avere a che fare con il o i carabinieri. E invece sono persone che vivono letteralmente dentro quelle uniformi e quindi possono avere simpatie ed antipatie. L'importante è che nel momento professionale, perché gli investigatori dei carabinieri sono molto professionali, e ce li invidiano in tutto il mondo, nel momento professionale queste cose ovviamente vanno messe da parte. Poi ricordiamo anche il fatto, e penso che nel libro sarà in un certo senso portato avanti, il fatto che della differenza del classico maresciallo o appuntato di stazione rispetto
a colui che arriva dal nucleo investigativo radiomobile, che ha tutto un altro compito e un altro modo di operare. Ma continuiamo a ripeterlo, pian piano lo impariamo, no? È il mondo che sta nelle caserme, quindi tu trovi il carabiniere da barzelletta e se lo dicono fra di loro, si rimproverano di queste cose, perché non dimentichiamo che noi avevamo, adesso vanno in esaurimento e in congedo, per anzianità, insomma, di servizio, avevamo intere generazioni di carabinieri che venivano da una scarsissima istruzione e che erano entrati nell'arma perché magari era l'unico modo per riuscire ad avere un futuro, e non venivano neanche educati come oggi si educano gli appuntati, i marescialli, i brigadieri, i tenenti, i sottotenenti e i gradi più alti. Oggi c'è una crescita professionale esponenziale nell'arma e in tutti i corpi di polizia. Una volta appunto potevamo avere il carabiniere poco acculturato, che magari qualcuno di voi ricorda nei film della serie Pane, Amore e Fantasia, insomma, o in qualche altro film più recente in cui, diciamo, le barzellette facevano da trama. Ce n'è qualcuno più semplicotto, ce n'è qualcuno meno acculturato, ma ci sono fior di professionisti, e abbiamo oggi un'arma dei carabinieri che veramente ci invidia anche l'FBI. E ti posso raccontare che più volte io ho seguito procedimenti contro mafia, camorra e altre organizzazioni criminali con ramificazioni internazionali, in cui l'FBI ad esempio è venuta a chiedere la collaborazione dell'arma dei carabinieri per determinate cose. Certo. Senti Giovanni, vogliamo magari tornare a passare la parola a comandante, come si dice in questi casi, passiamo per un altro step dedicato all'interno del libro? Io cambio. Scusate il siparietto. Questo è un pezzo sulla verità. La verità è spesso come una stella nel cielo, quando nuvole non ce ne sono, limpida, luminosa, a tratti scintillante. A volte pulsa addirittura e sembra che lo faccia per richiamare la sua attenzione, per farti fissare meglio lo sguardo su quella meraviglia che si staglia, netta, sulle pennellate nere della notte. Ma prova a distogliere un attimo lo sguardo, a fissare per un momento un'altra stella, a volgere gli occhi anche di poco per guardare la luna, e quando tornerai a cercare quella stella, della quale eri così certo e sicuro, ti accorgerai di non riuscire più a distinguerla bene come credevi. Ti assale il dubbio: era poi quella o quella accanto? Ti accorgi che nel numero infinito delle possibilità non sei più certo di stare guardando nella giusta direzione. Pulsava, e ora? È stata la luce della luna ad abbagliarti, o non te la fa più vedere? O era prima che ti stavi accontentando di quello scintillio, mentre invece ce n'è uno più vivo? E quante volte eri stato sicuro di riconoscere proprio quella luce? Proprio lei, certa come un punto segnato con sicurezza nella mappa disegnata dalle altre intorno, che ne determinavano la posizione esatta. Come sbagliarsi? Era fra quelle tre, vicino alle altre due, ben più fioche. Ma è così anche se guardi altrove, o almeno sembra, e tutto si sfuoca e si moltiplica, togliendoti ogni certezza. Guardi attraverso un potente telescopio e tenti di mettere a fuoco il dettaglio. Ma appena togli l'occhio dalla lente, perdi il senso di tutto. Guardi a occhio nudo e la vastità delle scelte ti disorienta. Tanto che pur fra milioni di astri che splendono, ti sembra che la tua stella sia scomparsa nel nulla, risucchiata dal buco nero del dubbio. Come la ritrovi? Partendo dai punti fermi dell'orizzonte, tracciando triangolazioni certe, senza lasciarti abbagliare da riverberi ingannevoli, o accecare dal volto splendente e bugiardo del plenilunio, che anche se è capace di ispirare poesia e illuminarti a giorno, in fondo riflette una luce non sua. Un applauso, grazie. Senti, allora, intanto che mi frullava qualcosa nella testa, no? Perché ogni tanto abbiamo
l'RVM che si annoda, cioè si riavvolge o riparte, no? Ma tra questo capitano e questo PM hai detto che non, sì, solo, diciamo così, c'è solo un rapporto professionale. C'è un rapporto professionale molto profondo. Ma il fascino della divisa magari... Allora, c'è un rapporto professionale molto profondo che vorrebbe andare oltre, diciamo, quelli che sono i canoni della professionalità, ma senza, diciamo, poi strabordare in altro. Vorrebbe arrivare ad una confidenza più profonda che aiuti anche il rapporto professionale in fondo. Però sai, c'è sempre un po' la barriera del ruolo. In questo primo romanzo, diciamo, non vanno molto oltre. Lo farei già in programma più puntate, insomma. Vedi che, allora, come io dico sempre, Mariani direbbe che c'è il segreto di indagine. Non te lo posso. Diciamo così, la suspense. Sì. Ecco, hai detto che tu non hai detto un romanzo, no? Non tanto un giallo. Possiamo dire una sorta di noir stile... È un noir sicuramente, anche se è un po' difficile essere noir sotto il Vesuvio, perché i colori sono troppi, no? C'è tanta luce, c'è tanto colore, perfino i suoni sono colorati e ne troverete tanti. Possiamo dire che in questo libro emerge anche non solo l'aspetto, diciamo, della cronaca quotidiana, ma andiamo anche a scoprire qualche sapore particolare, no, di quelle terre. C'è tutto, perché poi una delle cose che non vi ho ancora detto è che questo libro è ambientato nel periodo natalizio e quindi vi godrete tutte le tradizioni, diciamo, natalizie del vesuviano, da quelle gastronomiche alle altre, o al presepe, o quel che volete, le troverete un po' tutte. E questo fa parte della globalità dell'affresco, perché secondo me per vivere bene una vicenda che si legge bisogna immergerci totalmente. Per immergersi in qualche cosa bisogna sentire tutto, i profumi, i sapori, il freddo, il caldo, il tiepido, i rumori fastidiosi o piacevoli, le sensazioni. È una cosa che io ho cercato di rendere al meglio. Qualcuno mi ha detto che alcune descrizioni sono fin troppo dettagliate, però poi un attimo dopo mi ha detto però mi sembrava di essere lì, e questo poi è lo scopo che uno vuole raggiungere, no? Io ho fatto tanti anni come cronista, cercando, come dico io sempre ai colleghi che vengono a frequentare i corsi che io faccio per ragionamento professionale, voi dovete essere gli occhi e le orecchie della gente, cioè voi dovete guardare per chi non c'è in quel momento e ascoltare per chi non c'è in quel momento e poi fargli rivivere queste cose. Il cronista, adesso parlo da giornalista, faccio un attimo un salto indietro, il cronista deve essere trasparente. Se io scrivo di un evento qualsiasi e il lettore mi percepisce una mia opinione, percepisce una mia come dire, contrarietà o anche fin troppo, diciamo, un mio apprezzamento di quel che sto descrivendo, non si sente più lui il protagonista delle cose, sente che non è lui che sta guardando, sente che non è lui che sta ascoltando, sente che c'è qualcuno che glielo sta raccontando. Invece no, non deve essere così. Il cronista deve sparire e lo scrittore ancora di più. In questo libro io ho cercato di fare in modo che voi foste accanto a Giulio Mariani e il mio nome sta solo sulla copertina. Nel libro io non devo essere accanto a voi a raccontarvi le cose come stanno andando, le dovete guardare da soli, le dovete ascoltare da soli, dovete ascoltare le voci, i suoni, percepire le cose. Io dico sempre che io non vi dico cosa vedere, vi dico dove guardare. Cosa vedere dovete saperlo voi, dovete arrivarci voi. Io vi indico un quadro, un affresco, una scena, e poi il resto lo vedrete con i vostri occhi, lo ascolterete da soli. Credo che questo sia il metodo più efficace per trasmettere una storia, per trasmettere sensazioni, il metodo immersivo, quello in cui alla fine voi vi direte non che lo avete letto, ma che ci siete stati.
per quello che ti ho chiesto all'inizio se si può eventualmente personalizzare, proprio per dargli, no, quel tocco in più, magari immaginando la stessa scena dalle nostre parti. Sicuramente sarebbe il gioco del pensiero. Sicuramente sì, ovviamente i sapori, gli odori, i colori sarebbero diversi, la lingua, il linguaggio sarebbe diverso, perché io uso spesso nel libro troverete qualche espressione nella nostra lingua, cioè il napoletano, che è una lingua, non è un dialetto, ma la comprenderete benissimo, perché poi uno degli artifici che io ho voluto adoperare è proprio quello di mettere lì un capitano romano, cui ogni tanto dovesse essere spiegato qualche cosa, no? Qualche significato, qualche sottinteso, qualche tradizione, qualche segreto del luogo, per cui dovendolo spiegare a Mariani verrà spiegato anche a voi, però così vi godrete la versione originale e quella tradotta, diciamo. Certo. Andiamo a leggere un altro step. Qual è questo? Quello sul Vesuvio. Allora, quest'ultimo pezzetto, diciamo, c'è una descrizione un po' paesaggistica che vi fa andare un po' sul Vesuvio, sulle pendici del Vesuvio. E poi alla fine c'è una piccola chicca di filosofia vesuviana, che vi dà il senso di come all'interno di questo libro non ci sia solo il crimine, non ci sia soltanto le indagini, non ci siano soltanto diciamo, le parti tecniche, investigative o la storia principale, ma c'è anche qualche accenno, diciamo, di alcuni nostri modi di pensare. Era salito guardando in alto, verso la bocca del Vesuvio, Iesu Ios, il figlio di Ies, Ercole, prole di Zeus, cui era dedicato il vulcano, considerando quanta mostruosa, superba e terrificante potenza quel titano di roccia fosse in grado di manifestare, e quanto folle, caparbia, incosciente e innamorata della propria terra fosse la gente che da sempre si incaponiva a vivergli abbarbicata addosso. Figli ciechi alla ragione e insensatamente devoti a quel padre spaventoso e magnifico, trasudante di vita e dispensatore di morte, incuranti del fatto che nessun amore fosse ricambiato dall'insensibile ventre infuocato della loro terra. Giunto in cima, però, voltò le spalle alla sommità del cratere e si girò verso il mare. Fu come essere investito dal flusso stesso del meraviglioso. Mare e cielo si univano in un intenso e reciproco sfumare di ogni tono di azzurro. La luce di un sole limpido che aveva spazzato via ogni residuo del grigiore dei giorni precedenti cospargeva il golfo di polvere di diamanti che brulicavano sul pelo dell'acqua. Miriadi di guizzanti lucciole di mare, come se nelle onde fosse rimasto ogni riflesso lasciato nella notte dalle stelle. La penisola sorrentina si stendeva di fronte a lui, tesa nel suo eterno tentativo di baciare Capri, la sirena azzurra, che per un soffio restava perennemente irraggiungibile, tentatrice e maliarda. Gabbiani volteggiavano lontano, nell'aria tersa che portava il profumo salato di quel mare fino a fondersi con quello della macchia mediterranea. Respirò tutto a pieni polmoni, lasciandosi impregnare di quell'essenza unica. Tolse il berretto con la fiamma per sentire meglio sul volto e fra i capelli la brezza fresca e vivificante. Sotto di lui, a un soffio dalla costa, un'antica dimora diroccata dal suo isolotto scabro, reclamava il diritto di resistere irriducibilmente al centro di quello splendore, anche a dispetto dell'ineluttabile caducità delle cose. «Ah, faccelo cazzo!» gli esplose alle spalle Corcione, arrampicatosi a sua volta al cospetto di quella meraviglia. «E che tu sei un poeta, Corcione, io l'ho sempre detto», gli disse flemmatico Mariano, rimettendosi il berretto strappato a forza da quella parentesi di pace. «Ma voi lo vedete, capitano, ma quanto ci abbiamo messo ad arrivare qua? 5 minuti, massimo 10, e vedete che pace, che panorama. Voi me lo direste che qua sotto c'è sta tutta quella ammuina? O traffici, il caso una collanata, la camorri, i mortaccizza, la monnezza, la miseria. 3 passi e sta tutto cosa là sotto. 3 passi e sta mancoppa a suo paradiso. Che è la ricchezza nostra, capitano? Io ci venissi i casi di corsa, ci verrei ad abitare subito, pavasse qualsiasi cosa».
C'hai ragione, Corciò, c'hai ragione, considerò Mariani, fissando ancora una volta tutta quella meraviglia, abbracciandola con lo sguardo come per imprimersi bene nella mente ogni stupendo dettaglio. Poi si avviarono verso l'auto. Ma voi lo vedete, capitano, che non ci manca niente. Il paradiso dei 5 sensi, commentò l'ufficiale. Profumi, sapori, panorama, consistenza e pace. Sei, capitano? Eh? Sei? Ma che mi dai del tuo adesso, a Corciò? No, capitano, non mi permetterei mai. Dicevo 6, 6 numero. I sensi non sono 5, sono 6. C'hai il sesto senso? E che te sei messo a fare il sensitivo pure tu adesso? Magri se l'ha puntato. No, qua siamo tutti così. Qua da noi i sensi sono 6. Vista, udito, tatto, gusto, poi quello che si odora. Olfatto, sì, vista, udito, tatto, gusto, olfatto e mo senti scendere. Che poi sarebbe a dire, me lo sento discendere per le retirine. Sapete come, capitano? Quando vi sentite quel brivido che vi scende per la schiena, che sapete che sta per succedere qualcosa di grave, di inevitabile, che non ci potete fare niente. Oppure che vi siete convinto che una cosa è proprio come ve la siete immaginata e nessuno vi può lavare la capa. E come si chiama sto senso? Ridimmelo un po'. Un senti scendere. Ecco, bravo, Corciò, tagliò corto Mariani, salendo in auto. Un senti scendere pure io. E mentre l'Alfa ripartiva, i suoi occhi divennero fessure. Allora, come vedete, Corcione, che è il suo autista, per tradurre le cose a Mariani, le fa capire pure a voi. E questo è solo uno degli stralci, diciamo, del pensiero vesuviano, no? Quello sui 6 sensi. E questa è una delle trasposizioni che dicevi tu, no? Funziona nel vesuviano, ma funziona ovunque, perché noi la chiamiamo un senti scendere, ma chiunque di voi a un certo punto della propria vita si è sentito nella schiena quel brivido che gli ha detto sono convinto che, come dico io, insomma. Oppure si è sentito, diciamo, tirare, come si suol dire, per i capelli di fronte a qualcosa che sapeva che sarebbe successo di lì a poco o che avrebbe dovuto evitare. Quindi questi sentimenti sono assolutamente comuni. Senti Giovanni, allora andiamo a concludere. La domanda che ti faccio proprio per chiudere questo appuntamento con i nostri amici qui nell'Agorà di Pieris: il giornalista Giovanni che voto dà allo scrittore Giovanni? Allora, questa è, come si dice, la domanda da $1 miliardo, non neanche 1 milione, perché 1 milione ormai non serve più a niente. Allora, il giornalista, il direttore... Solo la prima domanda, perché poi c'è una... ecco, il giornalista Giovanni aspetta pazientemente, da bravo cronista, di avere gli elementi per valutare. Gli elementi per il momento sono che noi siamo usciti a marzo, in piena zona rossa, e siamo già alla terza ristampa, perché vanno esauriti immediatamente. Siamo fortunati perché ci stanno, diciamo, dando tanto spazio, abbiamo una 50ina di recensioni positivissime, i lettori ci scrivono e sono, come dire, e non voglio dire entusiasti, ma insomma sono contenti del capitano Mariani, e abbiamo una serie di appuntamenti importanti che ci aspettano, dal Circolo dei Lettori di Torino che ci ha invitati, e al Salone Internazionale del Libro, alla Fiera del Libro di Roma, a tante altre occasioni di incontrare altri amici. Quindi direi che per il momento il giornalista Giovanni sta raccogliendo elementi sufficienti a poter dire che lo scrittore Giovanni in qualche modo se la sta cavando. E questo è l'elogio. E invece una critica che il giornalista Giovanni vuole rivolgere allo scrittore Giovanni, e perché? Allora, la critica che il commentatore Giovanni, non il cronista Giovanni, il commentatore Giovanni potrebbe rivolgere allo scrittore Giovanni è che per il momento io, visto che sto sperimentando, non mi sono ancora addentrato nell'analisi profonda di alcuni sentimenti, cosa che mi riesce un po' più difficile, forse perché dopo aver fatto 37 anni di cronaca nera su scene di omicidio, stragi di mafia. Perché immagino che tu
quando è iniziato c'era ancora le famose, ti trovavi ancora il cadavere fresco, non quando è iniziato, sempre, diciamo. Noi siamo della scuola che quando c'è il caso si va sul posto, abbiamo studiato anatomia patologica, sappiamo leggere la scena del delitto, sappiamo farci i nostri calcoli balistici, riconoscere le armi. Diciamo, la mia generazione di cronisti era abituata a lavorare così. Perfetto, facciamo un bel applauso a Giovanni e soprattutto mi raccomando questo libro, perché La fiamma spezzata va letto e divorato in un paio di ore tranquilli davanti, magari stando seduti anche comodamente sul divano, perché ve lo dico senza nessun problema, oggi come oggi, in questi giorni la televisione propone quello e sempre quello, la solita solfa, o passiamo dalle fiction o passiamo dalle solite storie, no, che fanno tendenza o acchiappa like, oppure il famoso dibattito politico dove sentiamo di tutto purché la verità o quello che serve. Diciamo che sicuramente questo libro una cosa ve la farà dire, non pensavo fosse così, in tutti i sensi. Grazie a Giovanni Taranto, e abbiamo sul palco il comitato organizzatore, qui cedo il microfono. Grazie a Giovanni per aver accettato il nostro invito a partecipare al nostro Festival del giornalismo, grazie a Omar che come sempre è un piacere ascoltarti. E se appunto volete c'è il libro in vendita, io vorrei far salire sul palco una delle nostre volontarie, che ringraziamo i nostri volontari perché grazie anche a loro siamo qui oggi e saremo qui per tutti i giorni del festival. Gloria, noi abbiamo un piccolo pensiero per Giovanni e un piccolo pensiero per Omar. Grazie. E poi farei salire, prego Gloria, grazie, farei salire il sindaco per un piccolo omaggio da parte del comune. Grazie, veramente interessante. Giovanni, ringrazio di nuovo la tua presenza, speriamo di riaverti qui con noi, magari col prossimo capitolo di questa, parliamo così di saga, tra virgolette, possiamo dire così? Bene, grazie mille a tutti, noi vi aspettiamo domani e saremo a Fogliano di Puglia per il secondo appuntamento di Aspettando il Festival, dove parleremo di arte e terapia in tutte le sue declinazioni, soprattutto nel periodo della pandemia. Grazie a tutti e a domani. Chiaramente un saluto anche ai nostri amici che ci stanno guardando in streaming da casa, anche a loro auguriamo, a tutti loro e a tutti voi la più cordiale buonasera. Restate con il festival, le ali delle notizie. Mandi e alla prossima. One man show. Che chiediamo e salutiamo i nostri telespettatori, grazie per la visione all'ascolto e alla prossima, lo ripeto anche da qua che sono vicino al microfono. Tra qualche istante faremo partire la sigla, perché quello della diretta è questo, ecco qua, andiamo allo spot e salutiamo tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.